Benvenuti, oggi è domenica 29 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:25. La luna si leva alle 9:50 e cala alle 23:31. Il 29 giugno è la festa dei santi Pietro e Paolo. Il nome Pietro viene dall'ebraico e significa sasso squadrato. Paolo viene dal latino e vuol dire piccolo. Il 29 giugno il mondo celebra la giornata mondiale del disegno industriale. Questa giornata è dedicata a riconoscere e celebrare il ruolo vitale del disegno industriale nella nostra società moderna. Esso è infatti un campo che combina creatività, funzionalità ed estetica per creare prodotti che migliorano la nostra vita quotidiana. Gli oggetti che utilizziamo ogni giorno, come automobili, elettrodomestici, dispositivi mobili e persino mobili per l'ufficio, sono infatti il risultato di lunghi e fondamentali processi di progettazione industriale. Auguri per i 57 anni di Federico Zampaglione, cantante dei Tiro Mancino. Il gruppo è diventato famoso soprattutto grazie all'album La descrizione di un attimo. Nel 2006 ha debuttato nel mondo del cinema come regista, dirigendo il film Nero Bifamiliare, progetto nel quale ha coinvolto la compagna Claudia Gerini. I due hanno avuto una figlia per poi lasciarsi nel 2016. Auguri anche al rapper sardo Salmo, che compie 41 anni. Ha debuttato nel 2011 con l'album The Iceland Chosen Massacre ed è diventato un'icona nel panorama musicale italiano. Ha pubblicato album di successo come Midnight, Elvis Beck e Playlist e ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali. E infine auguri al comico, cabarettista, attore, conduttore televisivo e regista teatrale Maurizio Battista per i suoi 68 anni. Ha realizzato numerosi spettacoli teatrali di successo e ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Zelig, Colorado e Made in Sud. È strano che un premio per la pace sia intitolato all'inventore della dinamite. Eppure Alfred Nobel si occupava di armi. Dal suo testamento nacque il 29 giugno del 1900 la fondazione svedese che ancora oggi porta il suo nome e assegna annualmente un riconoscimento a chi consegue straordinari risultati nella chimica, nella fisica, nella medicina, nella letteratura e nella pace. Ma vi siete mai chiesti se è presente acqua sulla Luna? Sia le future stazioni sul satellite che i viaggi verso Marte, che vedranno nella Luna una tappa intermedia, avranno infatti bisogno di acqua. Grazie ai dati raccolti da sonde spaziali sappiamo che sul satellite naturale della Terra l'acqua non si trova in grandi bacini come sul nostro pianeta, ma è incorporata nella regolite, all'interno di cristalli che si sarebbero formati con la fusione e il successivo raffreddamento delle rocce in seguito a passate attività vulcaniche e all'impatto di altri oggetti spaziali. Buona domenica ai 12. Oggi inizia una domenica in cui gli allineamenti planetari saranno buoni e ben distribuiti un po' per tutto, perché un gioco di rimandi di aspetti crea una armonia di recupero che farà sembrare questa domenica a tutti un po' più gradevole e più leggera. Ariete, una domenica fatta di certezze, di risposte, di compagnia, di amici. Siete riusciti a fare dei miracoli per riordinare la vostra vita. Ora godetevi un po' di relax. Toro, anche per voi oggi pianeti vi sorridono, soprattutto quel Plutone che suggerisce a Venere e Urano ancora nei vostri gradi di essere un pochino più sorprendenti ed esuberanti. Gemelli, per voi oggi Mercurio si connette a tante parti dello zodiaco e diventa comunque un po' meno sospettoso, più attivo, più proattivo e più propenso a farvi assaporare delle realtà nuove, dei gusti nuovi, persone nuove e sapori nuovi.
Cancro, la giornata di oggi vedono Giove e Sole muoversi in più direzioni, soprattutto convincendo Marte ad un'azione pratica e risolutiva. Va fatto ciò che va fatto, quindi anche questa domenica andate per la vostra strada e siate comunque convinti di aver fatto bene. Leone, giornata oggi che vede la Luna assolutamente un po' più disincantata e alle prese con Venere e Urano che creano delle tensioni un po' in amore. Forse non si è risolto proprio tutto nella dinamica col partner con un chiarimento, ancora avrete bisogno di tempo. Vergine, giornata oggi che vede un po' quel Marte nei vostri gradi essere molto spinto bene. Mercurio, tra l'altro, il vostro pianeta gode di tanti aspetti planetari. Oggi fate quello che volete, rilassatevi, ma soprattutto agite e amate Marte, il dio della guerra e della passione, usatelo. Bilancia, la vostra giornata oggi nello zodiaco è quella un pochino più snobbata da tutto il reticolato planetario, anche perché Venere se la deve vedere un po' con i contrasti della Luna, quindi un po' di umoralità, un po' di stanchezza. Beh, non è il caso di addivenire subito a una soluzione, datevi tempo. Scorpione, per voi oggi gli assetti planetari si placano un po', sono un po' meno pungenti e lo saranno anche meno nei prossimi giorni, quindi mentre la tensione cala, oggi chiaritevi comunque qualcosa con il partner Sagittario, giornata oggi molto importante, proprio perché la Luna oggi vi fa una magnifica sorpresa in amore, e magari pensavate di essere in una determinata situazione, invece il vostro partner vi sorprende dandovi ancora più sicurezza e motivazione. Capricorno, una giornata oggi veramente molto interessante. I giochi planetari riguardano anche il vostro Saturno e tutta una serie di reticolato di aspetti vi avvantaggia nel trascorrere finalmente un'isola felice, almeno questa giornata, in mezzo al bailam del vostro stress. Acquario, la giornata oggi è una giornata che vede il vostro Urano stimolato un po' dalla Luna in una maniera un po' negativa, porta tensione soprattutto in amore. Starvi troppo addosso è sempre la chiave per farvi saltare i nervi. Voi però non esplodete, chiedete semplicemente il vostro spazio. Un po' di fuga oggi sarà la soluzione. Pesci, giornata oggi che vede ancora una volta meno asperità, anche se il vostro telefono comincia a bollire, ci sono tutta una serie di impegni in programma, dovete tornare di nuovo alla carica. Non distraetevi, ci penserete da domani a redigere bene l'azienda. In campo si affrontavano Bologna e Ambrosiana, l'antenata dell'Inter. Era il 29 giugno del 1929 e per la prima volta gli italiani avevano la possibilità di ascoltare la radiocronaca di una partita di calcio. Il compito venne affidato a un giovanissimo giornalista palermitano, Nicolò Carosio. Fu l'inizio di un'incredibile carriera che lo portò a raccontare le gare della nazionale per 37 anni. Oggi vi svelo uno dei proverbi più famosi al mondo. A friend in need is a friend indeed. Noi diciamo al bisogno si conosce l'amico o un amico si vede nel momento del bisogno. Beh, siamo onesti, è solo quando le cose si mettono male che scopriamo chi è davvero al nostro fianco. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi parliamo di un vero e proprio seduttore, il grande Giacomo Casanova. Nonostante la sua salute fragile, la nonna lo fa curare da una maga e da quel momento rimane affascinato dalle pratiche magiche. Alto 1,90 m, bello, colto, farebbe di tutto per conquistare le donne. Una sera, per stupire una sua amante, divora 6 uova. Casanova non ha neanche bisogno di lavorare, poiché viene mantenuto dalla sua famiglia. In seguito ai turbolenti eventi della Rivoluzione francese, trova lavoro come bibliotecario e decide di mettere per iscritto la sua storia, riempendo ben 4.000 pagine delle sue memorie. Ci salutiamo con la frase del giorno. A tutti i mali ci sono 2 rimedi,
il tempo e il silenzio. Il silenzio però non ve lo posso assicurare, ma per quanto riguarda il tempo vi rimando a domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.